Tecnico Ceccato di Thiene scoppia la polemica per il titolo di un tema dato in terza. Si parla di Lega e il Carroccio insorge. Elena Chemello. In tarda mattinata è arrivato anche l'ispettore inviato dall'ufficio scolastico regionale. L'Istituto Tecnico Aulo Ceccato di Thiene, quasi 1000 studenti per 46 classi, in poche ore è finito al centro delle cronache. 2 interrogazioni della Lega in Parlamento, dichiarazioni e tweet anche del segretario Matteo Salvini. Tutto inizia dal compito assegnato per le vacanze di Natale dall'insegnante di lettere di terza B. Persuadi il tuo amico leghista che l'immigrazione può essere una risorsa. Tesi e antitesi da argomentare, contesti a supporto. Apriti cielo, il Carroccio grida alla discriminazione, la scuola invece difende l'insegnante con mail di solidarietà, con le parole del dirigente e dei colleghi. Di fronte a questo la reazione nostra è stata piuttosto di incredulità, ma incredulità su una reazione di questo tipo. Ci è sembrata veramente sproporzionata, fermo restando che se fossi stato io la professoressa il termine leghista nel titolo non ce l'avrei messo. Si poteva fare ugualmente lo stesso lavoro senza usare il termine leghista. Le sue intenzioni erano semplicemente quelle di far riflettere sulla multiculturalità, sul dialogo, sulla tolleranza, e penso che purtroppo ce lo testimonia anche la storia attuale, sia un problema da affrontare e di cui discutere con i ragazzi. Dopo la circolare dell'assessore all'istruzione Donna Zan, che invitava gli studenti musulmani a condannare gli attentati di Parigi, la scuola torna dunque terreno di scontro. La Lega insiste e chiede provvedimenti per l'insegnante. Non vi sembra di avere un po' esagerato? No, cioè, diciamo che poi è il tantà mediatico che fa esagerare la notizia probabilmente, però c'è una gravità di fondo che va approfondita e chiarita in maniera trasparente senza avere paura. Vediamo la petizione per salvare dallo sfratto la caserma dei Carabinieri di Spresiano, già 200 le firme raccolte.